E allora, con la bravura e la capacità interpretativa della fanfara, con la bravura del graduato scelto Damiano Giacomuzzi, entriamo nel cuore di questo nostro concerto. Entriamo nel momento che vogliamo veramente dedicare a chi non è ritornato, perché ci consenta di riflettere e di godere delle nostre libertà. Con la fanfara della Brigata Alpina Giulia, con la direzione del sergente maggiore capo Flavio Mercorillo, ci propongono le voci di Nikolajevka. Accompagnerà la musica della fanfara la voce del graduato scelto Damiano Giacomuzzi, proponendoci un brano tra i più emblematici e rappresentativi nella letteratura dedicata alla nostra storia. Il fiume Don nell'Unione Sovietica. Gli alpini e non solo che si immolarono in una lunga serie di imponenti battaglie, cercando di uscire da una situazione tattica difficile, facendo del loro sacrificio la loro virtù, combattendo appunto anche sul fronte russo, dove Giulio Bedeschi nel suo libro scrive: noi pensammo, come tutti ritenevano in quel tempo, là dove noi eravamo, che avremmo senz'altro svernato sulla riva del Don, poiché i 30 e 40 gradi sotto zero e il mezzo metro di neve non sembravano propizi a scontri giganteschi di uomini, come invece poi è successo. E infatti proprio il 16 dicembre del 1942 venne l'ordine per la divisione Giulia di spostarsi dal centro dello schieramento del corpo d'armata alpino sul Don e precipitarsi più a sud, dove le divisioni Ravenna e Cosseria erano già state attaccate ed accerchiate da forze preponderanti sovietiche che avevano già occupato tutte le gallerie e gli scavi fatti nel terreno. Alla Giulia quindi non rimaneva altro da fare che dispiegarsi letteralmente sulla neve, dove la visione era di un paio di chilometri di territorio completamente bianco, innevato fino al Don, dove c'erano i russi che già sparavano contro i nostri soldati. Dice ancora Bedeschi: ecco, questa è la nostra linea, ci sono 50 centimetri di neve, quindi non c'è altro che attestarci qui con le armi che abbiamo ed impedire che i russi avanzino ancora. E ripenso ancora a quegli uomini che con le palette o con cartoni o con le stesse mani cominciarono subito attivamente a scavare la neve e riportarla al muricciolo sull'altra neve e comprimerla e scavare in questo modo la loro trincea. Il terreno non si poteva assolutamente intaccare, non si poteva neppure scalfire, perché era duro più del legno, era duro come il ferro. E su questo terreno gli alpini si accovacciarono per quella notte. Ovviamente però una situazione di questo genere non poteva essere affrontabile senza doverla pagare amaramente. I soldati, fermi su quella neve, immobili in quella trincea, subirono i morsi del gelo. E parlando del gelo, Bedeschi, che era appunto un tenente medico nelle fila della divisione Giulia,
racconta un altro aneddoto che voglio raccontarvi. Narra di come i russi attaccassero continuamente il settore tenuto dagli alpini, 2, 3, fino a 10 volte al giorno. E in qualità di ufficiale medico, ogni mattina effettuava quella che era la cosiddetta visita sanitaria lungo lo schieramento degli alpini. Allorché, chiedendo ai sottoposti se c'era qualche malato, qualche ferito, quegli uomini, con un'aria seria e semplice, gli rispondevano: «Signor tenente, no! Noi non abbiamo bisogno di niente, piuttosto guardi là! C'è quel ragazzo, vede? Il quinto, poi c'è anche l'altro, il settimo, il decimo. Quelli hanno bisogno di aiuto, perché sono certamente congelati ai piedi, perché alla sera, di notte, quando ci riportiamo un po' indietro dalla linea per fare i nostri bisogni, quelli camminano a 4 zampe come un cane, come le bestie». E allora Bedeschi dice, avvicinandosi agli alpini sofferenti, al quinto, al settimo e al decimo: «Come stai?» «Bene», gli rispondevano. E allora lui replicava: «Fammi vedere i piedi». E allora lo guardavano: «Signor tenente, non si può, non riesco, perché le scarpe sono diventate dure come il legno, i lacci sono come dei fili di ferro, e lo sa anche lei che io non posso aprire le scarpe in queste condizioni». E allora racconta ancora Bedeschi che dovevano mettersi in 2, in 3, forzare con il coltello, forzare quei lacci e aprire a fatica quelle scarpe, e poi lentamente far scendere quella calza dal piede. E quando arrivavano al termine e si rovesciava la calza, su di esse restavano attaccate quelle 2, 3 dita del piede, nere, bluastre di cancrena. E allora Bedeschi li guardò in viso e chiese loro: «Ma perché non me lo avete detto prima? Dovevate avvisarmi, vi mandavo indietro nell'ospedale da campo». E la risposta, dice, che ricevevo era sempre unica: «Signor tenente, guardi lì, guardi com'è la linea, siamo ridotti a tanto pochi e vuole che anche io me ne vada e che quindi si formi nella linea un buco in più?» Questa, dice Bedeschi, era la risposta di questi uomini che venivano dalle Alpi. E pensare che lì in quei posti non c'era più né giorno né notte, perché era sempre veglia, non si poteva dormire, perché si diventava una statua di ghiaccio. Ed ecco allora che uno si assopiva in quella terribile situazione di sonno incombente, già d'accordo con il compagno vicino che vegliava. Si assopiva un quarto d'ora e poi veniva scrollato perché stava diventando un pezzo di ghiaccio, e a sua volta vegliava sul fratello che si abbandonava al solito quarto d'ora di sonno. Afferma Bedeschi: queste erano le nostre notti e c'era un freddo tremendo lontani da casa. Eravamo uomini che sapevamo che dovevamo salvarci l'un l'altro, che dovevamo volerci bene per poter sopravvivere, perché ciascuno di noi, isolato, non contava niente. E allora, dopo i combattimenti estenuanti sul Don per la Giulia, arrivò l'ordine di ripiegare, la ritirata. E Bedeschi dice:
Vivemmo quei giorni in una condizione in cui per noi non ci fu né sosta né pietà. Per noi ci fu sempre il camminare terribile, pauroso, che un po' alla volta portava via le forze agli uomini, il marciare dal mattino a notte inoltrata in condizioni spaventose di gelo, di stanchezza, di sonno e di fame, ma senza fermarci, se non quando c'era un combattimento, quando c'era da rompere l'accerchiamento dei russi. Dopo 200 chilometri di ripiegamento a piedi, con pochi muli e slitte, sempre aspramente contrastati dai reparti nemici e dai partigiani sovietici, il mattino del 26 gennaio del 1943, gli alpini della Tridentina, alla testa di una colonna di 40.000 uomini, quasi tutti disarmati ed in parte congelati, giunsero davanti a Nikolaevka. Per dare il colpo mortale al nemico in ritirata, i russi si erano trincerati fra le case di questo villaggio che sorge su una modesta collinetta, protetti da un terrapieno della ferrovia che correva pressoché attorno all'abitato e che costituiva quindi un'ottima protezione per il nemico. Iniziò quindi una giornata di violentissimi scontri e dopo ore di sanguinosi combattimenti la ferrovia fu raggiunta e gli alpini conquistarono le prime isole del villaggio. Fu però un susseguirsi di assalti e contrassalti portati di casa in casa. La reazione russa fu violentissima. Gli alpini furono così costretti ad arretrare ed abbarbicarsi al terreno in attesa di rinforzi. La situazione si faceva sempre più tragica, perché il sole incominciava a scendere sull'orizzonte ed era evidente che una permanenza all'addiaccio nelle ore notturne, con temperature appunto di 30-35 gradi sotto zero, avrebbe significato per tutti l'assideramento e la morte. Allora, quando ormai stavano calando le prime ombre della sera e sembrava che non ci fosse più niente da fare per rompere l'accerchiamento, il generale Reverberi, comandante della Tridentina, saliva su un semovente tedesco e, incurante della violentissima reazione nemica, al grido di "Tridentina avanti!", trascinava i suoi alpini all'assalto. Il grido scosse la massa enorme di sbandati che, come una valanga, assieme ai combattenti ancora validi, si lanciarono urlando verso quel sottopassaggio e la scarpata della ferrovia. La superarono, travolgendo la linea di resistenza sovietica. I russi furono sorpresi dalla rapidità dell'azione e dovettero ripiegare, abbandonando questa volta loro sul terreno i loro caduti, le armi ed i materiali. Ebbene sì, il prezzo pagato dagli alpini fu enorme. Dopo la battaglia rimasero sul terreno migliaia di caduti. Tutti gli alpini, senza distinzione di grado e di origine, però diedero un esempio di coraggio, di spirito di sacrificio e di alto senso del dovere. Dopo Nikolaevka, la marcia degli alpini proseguì e scrive ancora Albedeschi: non mangiavamo, poiché non c'era più nulla da mangiare. Quello che mangiavamo
bagnava nel sangue. Ebbene, noi marciavamo in queste condizioni, ci fosse il sole o la nebbia, ci fosse la tormenta o ci fosse quel vento siberiano che incrostava i baffi, le barbe, gli occhi, e ci rendeva degli spettri ricoperti di ghiaccio che con il passare delle ore andavano man mano ingrossandosi. Il respiro faceva scendere sul petto un vapore che veniva a posarsi e aumentare il crostone di ghiaccio che si formava sui nostri petti, sui nostri visi. Ebbene, in tutto questo, in questa farragine di situazioni inaudite e terribili, veramente la nostra forza erano i nostri feriti. Erano loro, i feriti, i nostri congelati. Erano questi uomini più inermi di noi da portare avanti, da portare verso quello che era il nostro grande sogno, verso l'Italia. Damiano Giacomuzzi, papà privata Pinolino, maestro Flavio Bertolino. C'è arte, c'è pathos, ci sono tutti quegli elementi che costituiscono la grandezza della cultura. Sono ragazzi davvero bravi, straordinari. Grazie.